Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Bueno, contra Bogdan Deak, que es bastante bueno, un gran maestro. Bogdan Daek. Fortissimo, no? 3000 di punti elo. Sí. Ma puoi vincerci, no? Sì. Bueno, vamos a ver qué tal. Andiamo a vedere. Bueno, y juega Il Janowski. Janowski. Bueno, vamos a jugar acá, Ancora teorica, no? supongo. Y súper simple, vamos a jugar acá. Seguramente G5 y caballo H5. Vuole fare G5, no? Sí. Non voleva fare G5. Bueno, ¿y cómo vamos a jugar acá? A ver, esto. Non a C2. Y A3, B4 me piace, ¿no? Podría Tu ser. pensi che il Janowski sia una buona apertura per giocare per vincere? No, no especialmente, pero es posible que iguala un poco, ¿no? O Per pareggiare, sì. sí, partida pareja, ¿no? Claro, y bueno, vamos a comer ahí. Bueno, y esta no, puede que no sea tan mala, ¿eh? Sì. Y queremos La versione dell'attacco di minoranza col cavallo in C5. exactly. No creo que haya B6 muy... B6 No, indebolisce no le C6. piace, io credo, no? Indebolisce C6, indebolisce tutto. Está bueno. Y no quiero cambiarle. Tu pensi che lui avrebbe voluto prendere in F3? Es que no me piace que cambiar el alfil, ¿no? Non voglio... El caballo, porque el caballo ataca las casillas en C5 y todo esto, ¿no? Mhm. Entonces, seguramente... Se ti cattura in C5 come ricatturi? No, de B. Con il pedone B. Sí, y torre B1. Ti fa paura H4, no? No es amenaza real, ¿no? De momento. Solo appariscente. Sì. E perché dicevi torre 1? Torre 1 para algún E4 también, quizás. Y caballo F1 también. Y F3 también puede ser una cosa. Ci sono dei piani nella Karsblad, no? Claro. Questa è una struttura Karsblad, vero? Ahora, él no sé no sé cuál es el gran plan que tiene tampoco, pero... Non sai cosa voglia fare lui. Mhm. También puede ser caballo F3. Ahora me piace, ¿eh? Ma non è contraddittoria. Sí, un poco. Un poco, pero la vamos a hacer, güey. Porque Ma la mente di uno squacchista... cambia. Sì, cambia. Le opinioni, sì. Perché non metti già la premura? Ah, pero mira, interesante. Prendere y H4, ¿eh? Y peón por H4, caballo G6. È un problema. Ah, pero caballo G6 no la tiene, ¿eh? No está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil. Y ahora... Cosa facciamo adesso? Esta quizá, ¿eh? E se di nuovo ti prende... Ah, perché l'alfiere non ha... Non ha cavallo G6 grazie all'alfiere Campochiaro. Se prendi in G5 come prendi? Se G6. prendi in C5 come prendi? No, B. Ah, Sempre. pero si hay una... No, B, porque torre... Per aprire la colonna, no? Sí. Prende C5, BC5, cambio, alfil G4 y caballo E5. Este es un poco débil, ¿eh? El G4. Hai un minuto in più. Hay un minuto en più. Y ahora, bueno. Tío dice que le gusta esto. ¿Eh? Le gusta. Devi prendere una decisione. No quiero... Non vuoi cambiare nulla. No quiero abrirle la H, ¿no? Y ahora, interesante, ¿qué pasa ahora, güey? E cambiare in D7 non ti piaceva nemmeno, no? Podía ser, ¿eh? Poteva essere, ma... Y después caballo E5, interesante, ¿no? Pero quiero ya, esa. Y si te juego caballo H2, ¿dónde vas? Cavallo H2. Sí. Paro H4 y... Bueno. Y ahora me piace o no me piace esta... Puoi giocare... Esta la voy a jugar. Esta H4 te tomo nomás. No E perché torre CD1? Quiero E4 en alguna. Quiero E4 o no quiero. Ora lui vorrà giocare che cosa? Esta, por ejemplo.
E se tocca di nuovo a te è 5. Sí, sí, sí. Estoy haciendo de 5 ahora. Entonces esta, puede que no te piace. Se cattura in D4, Alfil a che 6. alfiere per A6. Lo vamos a jugar acá. No. Perché no? Alfil G4 molesta un poco. Vamos a jugar. Vamos a jugar acá. Io preferisco il bianco qua. Y ahora así simplemente. ¿Eh? E perché? Ah, per liberarti dalla debolezza. Claro. ¿Puedo jugar dama acá? No, tiene alfil B6. Bueno. Esta. Ma non è risk free questa posizione? ¿Mm? Non è risk free questa posizione? Frisco. ¿Cómo? Risk free, risk free, risk free. Risk free. Un segundo. Si tomo. No. Voy a jugar acá. Bueno, y esta y alfil G2, ¿no? Stai meglio, no? Poquitino, ¿no? No tampoco mucho, ¿eh? Un pochino. A 17 secondi lui. Bueno. Caballo de 4 va a jugar aquí. Bueno, esa, no sé, esa se pone un poco... Non ti. Avresti potuto cambiare tutto con cavallo F1 anche. Aquí, no, no. Bueno, le vamos a jugar acá, no sé. Ah, caballo G4. Ah, Tiene caballo G4. i dolori. Sí. Espérate un segundo. Bueno. Non ha voluto... Doveva prendere in E3 lui. Mm. Chi quiere alfil G4? Alfil H3 quiere. Non serve, no? Y si hago esta, y eso no te molesta. Bueno, tomemos uno. Incredibile il tuo sangue freddo. Contro un 3000 di elo. Wow. Wow! Bueno. Grandissimo! Abbiamo visto la vittoria contro un 3000 di elo. Sí, Ma il tuo sangue freddo è stato impressionante. sí, no me... Ti hai mangiato tutti i pezzi. Pero es increíble lo que me pasa siempre que saco molto tiempo de vantaggio. Hai sempre vantaggio di tempo. Un minuto de, no sé. Come può essere? Porque juego posiciones tranquilas, sanas, buenas, entonces, y el otro siente que no me ataca, ¿no? Entonces... E come fai a farlo anche da nero? ¿Cómo? Non- Come lo con hago? il bianco lo puoi fare, con il nero riesci lo stesso? Bueno, con el bianco sí, es más fácil, ¿no? È più facile con Sí, il... sí, sí, sí. E con il nero sai bene i tuoi schemi, no? Giochi Sì. veloce. Sí, sí, sí. Grandissima partita. Abbiamo assistito su questo canale, penso per la prima volta, una vittoria in diretta contro un 3000. Sì. Grandissimo, Sì, sì, grande, sì, sì. bellissima Grazie. partita. Possiamo fare ancora meglio, no? Nel torneo. Sí. Ancora meglio. Fantastico.